È stato indispensabile per l'uomo vecchio ascoltare la parola di Dio nel proprio linguaggio, perché è così che Dio si fa comprendere e ama parlare agli uomini, nella loro lingua. Anche per l'uomo nuovo è necessario riscoprire la parola di Dio nel proprio linguaggio. Ascoltarla oggi nel siciliano aulico, nella lingua dei nostri padri e dei poeti, ci riempie di emozione i sensi e lo spirito, illuminando di luce nuova la nostra fede. La parola, letta e ascoltata in questa nuova luce, dà ai siciliani, e non solo a loro, nuovo vigore all'anima, stimolando il credo a più alte comprensioni. Rileggerla nella lingua natia permetterà a tutti di entrare in confidenza con il sentire di Dio, di conseguire la verve dello Spirito Santo, attraverso la quale Dio parla e si dona, per raggiungere indistintamente ogni uomo. Dallo principio era lo Verbo era attaglio a Dio, e lo Verbo era Dio. Idro era dallo principio attaglio a Dio. Tutto fu fatto per mezzo di Idro, e senza di Idro niente fu fatto di tutto quello che esiste. Di Idro era la vita, e la vita era la luce dell'uomini. La luce sfaidra dall'oscuro, ma l'oscuro non la riceviu. Lo giorno dopo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di Idro, disse: Ecco, l'agnello di Dio, ecco, chidro che leva lo peccato dello mondo. Ecco, chidro di cui io disse, dopo di mia, veni un uomo che mi passò avanti, perché era prima di mia. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Idro io di Gesù di notte e ci disse: Rabbì, sapemo che sei maestro venuto di Dio. Non infatti può fare le cose che fai tu, se Dio non è con Idro. Ci rispondeva Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce di nuovo di l'auto, non può vedere lo regno di Dio. Ci fu poi una festa dei giudei e Gesù acchianò a Gerusalemme. C'è a Gerusalemme, attaglio alla porta delle pecore, una piscina chiamata in ebraico Bet Zaita, con 5 portici. Sotto a sta porta ci sta un gran numero di infermi, orvi, ciunghi e paralitici. Un angelo, infatti, da certi momenti scendeva da piscina e smuoveva l'acqua. Lo primo che ci traseva, dopo che l'acqua veniva riminata, guariva d'ogni malattia. Si trovava già un uomo che di 108 anni era malato. Gesù, vedendolo corcato e sapendo che di tanto tempo stava così, ci disse: vuoi guarire? Ci rispondeva lo malato: Signore, io non hai annodo che mi butta dalla piscina quando l'acqua è smovuta, mentre infatti stavo per irici, qualche altro scende prima di mia. Gesù ci disse: susiti, piglia il tuo lettino e cammina. Entrasato all'uomo, guariò e pigliato il suo lettino, cominciò a camminare. Io sogno lo pastore più bello. Lo pastore più bello offre la vita per le sue pecore. Lo mercenario invece, che non è pastore bello e a cui non appartengono le pecore, vide venere lo lupo, abbandona le pecore e fui, e lo lupo li rapisce e le sabudisce. Idro è un mercenario e non ave amore per le pecore. Io sogno lo pastore più bello, conosce le mie pecore e le mie pecore conoscono a mia. Allora ci domandarono: com'è che ora ci vidi?
Io risponevo, l'uomo che si chiama Gesù fece tanticchie di fango, mi fregò gli occhi e mi disse, va a Siloe e lavati. Io ci, e dopo che mi lavai, mi venne la luce agli occhi e visti. Ci dissero, un nest'uomo. Risponnevo, non lo saccio. Figli miei, ancora picca sono con vuautri. Vuautri mi cercate, ma come già dissi agli giudei, lo dico pure a vuautri. O ne voglio, vuautri, non potete venire. Vedesi un comandamento nuovo, che v'amate l'uni con l'altro, come io v'amai. A così, amatevi pure vuautri, l'uni con l'altro. Di questo tutti capiscono che siete miei discepoli, se già avete amore l'uni per l'altro. Sentendo ste parole, Pilato si pigliò ancora più di scanto e trasuto di nuovo dall'opretorio disse a Gesù, di unne sì. Ma Gesù non ci diede risposta. Ci disse allora Pilato, non mi pare? Non sai che io hai lo potere di metterti in libertà e lo potere di metterti in croce? Ti rispondeva Gesù, tu non avresti un tuo potere sopra mia se non ti fosse stato dato dell'auto, perché esso, come consegnò dalle tue mani, aveva una colpa più grande. Questo è lo discepolo che rende testimonianza sopra sti fatti e li scrisse. E noi altri sappiamo che la sua testimonianza è vera. Ci sono ancora tante altre cose che un puti di Gesù, che se fossero scritte una più una, penso che lo mondo stesso non bastasse a contenere i libri che si avessero scritto.